Buonasera a tutti e benvenuti. Allora aspetta a me il compito di salutare e di portare il saluto dell'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, quindi vi porto saluto della Presidente Rita Bressa. Io faccio parte del direttivo, insieme a me qui c'è anche Marina Crovato, sindaco del Comune di Meduno e anche vicepresidente dell'Ecomuseo. Però hanno lasciato a me il compito, no? Visto che gioco in casa. Quindi vi racconto un po' di cose di questo progetto che si chiama e si intitola Il Filò delle Agane. È un evento che si inserisce appunto in questo progetto del 2020 ancora, dell'associazione, e all'interno del mosaico di voci tra popolare e tradizioni, dell'associazione musicale Gottardo Toma di Spilimbergo che collabora con l'associazione Ecomuseo in questa iniziativa. Io vi elenco i partner di progetto perché è d'obbligo ricordarli tutti, che sono i comuni di Arba, di Budoia, di Meduno, di Polcenigo, il comune di Resia, di Spilimbergo naturalmente, Tramonti di Sotto, poi ci sono l'Istituto Comprensivo di Spilimbergo e l'Istituto Superiore Il Tagliamento, l'Ente Friuli nel Mondo, l'Associazione Fol Giornale, Società Fisiologica Friulana, l'Ecomuseo Val Resia, il Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli, Circolo Antico a Quercia e l'Associazione Culturale Voci nel Mondo, il Circolo Culturale Menocchio. Aggiungiamo a questo anche la Proloco Valtramontina che poi ci ospiterà anche, ha collaborato all'organizzazione di questo evento, che si spiega molto anche nel titolo che è stato dato, no? E nelle parole per descriverlo. Io ve le leggo perché sono emblematiche e poi fanno capire bene di cosa si tratta. Mantenere viva la nostra memoria significa preservare la cultura del nostro territorio, un patrimonio che non può appartenere solo alle passate generazioni, ma deve essere trasmesso anche ai giovani e ai bambini perché ne diventino i nuovi custodi. E così questo progetto, che vuole divulgare il patrimonio orale attraverso le nuove metodologie adatte alle generazioni di oggi e raccontare con diverse modalità di comunicazione, supportando e alimentando il racconto orale con metodi di narrazione alternativi e più coinvolgenti nel confronto dei cosiddetti nativi digitali. Quindi avete capito che si rivolge ai giovani. E voglio ringraziare quelli che ci aiuteranno in questa serata, che appunto è l'Associazione Musicale Gottardo Toma. Un ringraziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha sostenuto questo progetto, a Folchest naturalmente, e qui poi ringrazio di cuore Andrea Del Flavero e Glauco Toniutti che poi li ascolteremo, e Paolo Paron. Paolo Paron è uno che ha lavorato tanto e sta lavorando tanto su questi temi e poi ci racconterà come appunto questo filò avveniva una volta e sta in pratica ritornando ad avvenire anche in queste occasioni, che è il modo migliore per raccontare la cultura, perché si faceva così quella volta. Non erano racconti banali, sempre affrontavano dei temi che in fondo insegnavano cose importanti. Il saper vivere, delle cose, le cose su cui stare attenti, di aver paura. Quindi Paolo in questo è maestro e lo ringraziamo di cuore. E per ultimo il laboratorio di canto spontaneo Cantare, diretto magicamente da Beppa Casarin, Giuseppina, che le abbiamo già sentite in questo intro, ma poi sarà di più. Le abbiamo imparate a conoscere molte volte e soprattutto anche in occasioni come queste. E chiudendo, il ringraziamento particolare lo voglio riservare a quelli che ci ospitano, che si sono sempre resi disponibili ad accoglierci in questo anfiteatro naturale, e alla loro disponibilità massima. Per quelli che hanno avuto modo di conoscerli sanno di cosa parlo. Quindi un ringraziamento particolare a Franco e Loretta per la loro ospitalità in questo bellissimo posto, che racconta molte cose anche questo posto. Se sapete coglierle e magari ritornerete un attimo a passarci vicino, saprete
che ci sono alcune cose che riportano al passato. Ecco, io adesso, prima di lasciare spazio allo spettacolo, desidererei invitare l'ingegner Piemonte, che è venuto fino qua a ascoltare il nostro spettacolo, che è socio fondatore dell'Ente Friuli nel Mondo in Russia, per un saluto, anche perché con l'Ente Friuli nel Mondo abbiamo dei progetti in piedi che sono molto importanti e ci permetteranno anche, attraverso gli ecomusei della regione Friuli Venezia Giulia, di fare molti racconti video come si usa ora, per raccontare alle persone friulani che sono andati in giro per il mondo come si sta vivendo adesso, cosa si sta facendo adesso, perché loro sono andati via tanto tempo fa e magari alcuni non lo sanno. Quindi adesso magari lascerò la parola a lui. Poi inviterei anche la nostra sindaca Rosetta Facchin, anche per un saluto, visto che siamo ospiti nel comune di Tramonti di Sotto. E poi magari Alberto Grassetti, non so se adesso o facciamo dopo, alla fine, in chiusura, ecco, il presidente del Tomat, dell'associazione, ecco, quindi lo sentiremo dopo. Io prego, avvicinatevi, quindi comincerei con l'ingegner Piemonte, prego. I pulbaschi sono un po' più piccoli. Ecco. Buonasera a tutti. Io cercare per Furlan, il Furlan è quello di Buie, quindi un po' diverso dal vostro, comunque i cercare prima, tra l'altro, se a 12 km alle Clausette, Clausette alle 5 km di nostre bande di Buie, quindi saremmo anche vicini. Sono così lontani, ma da stessi tempi sono un lavoro vicini. E questa è bello, chiatarsi tutti insieme per queste tradizioni furlane, che non che io sono stato a Torpo al Mondo, ma che sono a Torpo al Mondo, come veramente è appresso in maniere straordinarie tutte queste floride iniziative che crescono, e le vostre è una di queste, molto interessante. Sai che il nostro ente ha imbastito con voi un progetto per il 21-22, non si daranno senza altri da fare, tra l'altro Paroni pensi che al vedi le possibilità attraverso noi, attraverso il nostro ente, di conoscere un sacco di enclave furlanes a Torpo al Mondo, che possono in un certo senso portare delle informazioni ormai in qualche modo perdute di noi, e lì che queste enclave magari sono state preservate. A me mi è capitato di essere a Tor, Palmonte, in particolare, io sono stato 40 anni in Russia, quindi conosco bene tutto il mondo, e c'è stato dei furlans che venivano chiaramente, avevano perduto ogni contatto con noi, eccetera, però avevano anche non delle tradizioni, ma delle forme arcaiche che io le riconoscevi dai nostri costumi furlans. Ora ho provato a spiegare loro che queste robe si sono entusiasmati, e addirittura sai che dopo hanno portato in denant dai studi interessantissimi che il nostro ente Friuli nel mondo sta conservando, e sono che di tutte le epopee transiberiane, che anche chissà quanti dai vostri paesi che hanno partecipato come scalpellins a costruire i puins, a costruire le gallerie di queste opere immane che stanno le transiberiane. Ecco, questo è un piccolo esempio di ciò che i podin tira fuori insieme. Quindi Paron è in qualche modo avvertito che stai in vuote, come si dice in Furlan, vero?
per viodi di fare anche insieme. Naturalmente rispoarti il saluto di tutti noi, cominciando dalle nostre 150 sedi sparniciate intorno al mondo. E sono 100 altri e saranno messi al corrente, tramite anche voi altri, si sa che attraverso un collegamento internet, però soprattutto attraverso noi, i nostri canali, le nostre riviste, i media, Facebook, eccetera. Quindi sono più aggiornati da queste sedi attorno al mondo che no addirittura qualche dei nostri corregionali in Friuli. Quindi io concludo il mio intervento augurandovi una buona serata e soprattutto un proficuo lavoro tra Watris e il nostro ente e naturalmente di tutti i 150 focolari sparniciati al mondo. Mandi e buonasera. Le donne con gli orecchini e le mascherine che si incastrano, ma va bene lo stesso. Beh, intanto grazie a tutti voi che avete voluto accogliere questo invito dell'Ecomuseo, a cui va veramente il mio cuore per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni. Beppa che è arrivata sul nostro territorio, una perla preziosa, grazie alla nostra Patrizia che ha lavorato veramente tanto. Ringrazio il sindaco di Meduno, con cui stiamo sviluppando progetti veramente importanti di sviluppo non solo del nostro piccolo orto ma del territorio, che è una cosa a cui teniamo tantissimo. Naturalmente tutti voi che siete qua questa sera a regalarci una serata sicuramente splendida in un posto meraviglioso, Franco e Loretta che la loro disponibilità veramente grande e unica, e poi Giampaolo prima diceva sì, il mosaico di voci è un mosaico, questa valle è un mosaico di piccoli posti meravigliosi da scoprire. È una valle che noi con Patrizia poi abbiamo anche costruito un mosaico per caratterizzare il filo delle Agane, che è un filo che lega idealmente tutta la comunità. Arrivando a Tramonti, infatti non so se avete fatto caso, a Tramonti di sotto, sui muri corre questo filo, un filo che continuerà per sempre, che si svilupperà, che avvolgerà tutti quanti. Quindi è una serata veramente emozionante che raccoglie un pochino tutto quelle che sono le nostre idee, le nostre volontà, la nostra forza. Siamo partite come donne, uno spettacolo meraviglioso anche ieri sera. Io sono felice perché dico sempre sono la prima sindaco donna della Val Tramontina, Marina per Meduno, quindi dico andiamo avanti così. Grazie davvero ancora a tutti voi, vi auguro buona serata e sono orgogliosa di essere anche figlia di emigranti, quindi Friuli nel mondo, ce l'ho nel cuore perché anche i miei, come si diceva una volta, hanno fatto l'estero per costruire qualcosa in Friuli, tornare e rimanerci, così come mi auguro che tanti giovani, come sta accadendo, incredibile, ma la Val Tramontina si sta ripopolando e quindi speriamo veramente di andare avanti così. Forza tutta, buona serata e buon divertimento e grazie a tutti quelli che hanno lavorato. E quindi lo spettacolo abbia inizio. Io direi di accogliere con un altro applauso tutti quanti.
sottiare e andiamo sin dolore. E Asimo si va a sottiare e andiamo sin dolore. Lo pecor passion penosi santa al cur di namura e amaino sovenuie ne amuri da dispera e amaino sovenuie ne amuri da dispera e amuri paziente che in stu mondo vendi star male dure la sentenze non savendula si va male dure la sentenze non savendula si va la 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 la. La bella terra nera stamattina una conoscenza fatta in sopraffina una conoscenza della montanara la tiene due begli occhi come il mare quegli occhi celestini la bella Duriella quegli occhi celestini ma fatto innamorare. Grazie. È difficile prendere la parola dopo aver ascoltato queste voci stupende in questa atmosfera poi, perché ogni tanto nelle piccole pause si sentiva questo canto del grillo che da qualche parte qui sulla collinetta e eccolo, e poi di sottofondo c'è quest'acqua che continua piano piano a correre, diventa veramente uno spettacolo e già di per sé proprio si potrebbe solo stare zitti, però visto che è anche bello raccontare, è anche bello fare gli infile, penso che non ci sia un modo migliore per cominciare un infile, un filò, se non raccontando la storia del filo della Gana. Anche perché è una storia che comprende un po' tutti gli argomenti che anche Giampaolo, la sindachessa, e anche il nostro presidente del Fogolar della Russia hanno toccato e hanno voluto sottolineare, perché prima di tutto si parla di emigrazione, perché il tutto ovviamente nasce dal fatto che un tempo gli uomini qui delle nostre valli, dei nostri luoghi, fossero costretti ad emigrare, quindi, o comunque a fare lavori che li portavano lontano per mesi e mesi, perché magari facevano i kramars, oppure dovevano andare a vendere oggetti o a fare i guos, insomma, e giravano comunque le varie regioni e stavano via mesi e mesi. E quindi chi tirava la carretta, chi portava avanti il peso della famiglia, chi riusciva a far crescere i figli e a vedere anche degli anziani che comunque restavano da accudire in casa, oltre agli animali da allevare e alle cose da fare, erano sempre le donne. Per cui veramente erano costrette a lavorare dal sorgere del sole
e ben oltre dopo il tramonto del sole. E quindi queste donne erano veramente sempre sotto pressione, sempre soggette a qualche cosa e sempre comunque a dover rincorrere tantissime cose da fare. E la nostra storia proprio comincia da questa donna che aveva un animale, aveva una mucca o forse due nella zona di Maniago, ma non aveva terreni, non aveva campi. E quindi era costretta ad andare a sfalciare su in alto, dove c'erano ancora prati, e ovviamente andando a sfalciare poi il fieno doveva essere seccato, ma non solo, poi doveva anche essere portato giù. E quindi con questa grande gerla piena di fieno ben oltre la sua altezza, questa donna stava scendendo dal sentiero della montagna, stando ben attenta a non inciampare, quando tutto a un tratto le ha attraversato la strada molto lentamente una bellissima salamandra, e questa salamandra era molto grossa, si vedeva che era incinta e stava per partorire. Allora a un certo punto questa salamandra si ferma in mezzo al viottolo e la donna si appoggia a una roccia, si toglie la gerla, si mette in ginocchio e la carezza e le dice: vedo che che stai per partorire, che dovrai partorire tanti figli, e ti capisco perché avrai anche tu tante preoccupazioni e tante cose da fare. Le fa solo questa piccola carezza e immediatamente la salamandra si trasforma in una bellissima donna, una donna mora dai capelli lunghi, molto bella, tutta vestita di bianco. E lei allunga una mano e fa alzare questa donna stanca da ginocchio che era, la fa alzare in piedi e le dice: guarda, io sono molto contenta della tua generosità e del tuo senso di partecipazione. Voglio premiarti per questo tuo modo d'essere e ti regalo questo gomitolo, così almeno una parte del tuo lavoro potrai farlo grazie a questo, e potrai fare i calzini, potrai fare i vestiti, potrai fare molte cose per i tuoi figli, per i tuoi anziani, per le persone di casa, e quindi basta solo che tu ti metta lì a sferruzzare e vedrai che potrai fare molte di queste cose. La donna prende questo gomitolo che non era tanto grande, era piccolino, però il fatto stesso che gliel'avesse donato una gana per lei era un grandissimo dono, un grandissimo regalo, anche se pensava che tanto poi non avrebbe potuto fare tantissimo di questo lavoro. E quindi se lo mette in tasca, riprende la sua gerla e riprende il suo cammino, scende questo sentiero mentre la salamandra intanto se ne andava, scende giù al paese, lascia il fieno nella stalla, poi ovviamente deve andare in casa, preparare la cena, vedere dei bambini, vedere dei nonni. Arriva anche la notte, finalmente un po' di calma, un po' di tranquillità, e si mette lì tranquilla a sferruzzare, un po' a pensare a tutte le cose che dovrà fare il giorno dopo, e via che va, e si accorge che pur andando avanti il gomitolo non calava mai, non scendeva, e lei si è accorta anche nelle serie successive poi che da questo suo lavoro da questo suo gomitolo riusciva a fare veramente tantissimo lavoro. Ha fatto i vestiti per i figli, ha fatto delle cose per i nonni, ha fatto i calzini, ha fatto tanto. Questo gomitolo poi da lei è passata alla sua discendente, a una sua nipote, poi ancora, e questo gomitolo ancora oggi, dopo tanti anni, si dice che nella zona del Maniaghese ci sia ancora una donna che di notte si mette lì a sferruzzare per le persone che hanno bisogno, perché questo gomitolo non finisce mai, ed è il senso proprio di questi nostri filò, di questi nostri raccontare storie, che è proprio un modo per stare tutti insieme e per sentirsi uniti da questo filo che non deve finire mai. Le storie dei nostri nonni sono storie che hanno, come diceva giustamente Giampaolo, hanno sempre un significato, hanno sempre una morale, hanno sempre qualche cosa che poi resta dentro. Infatti io mi sono innamorato di questo già ormai più di 40 anni fa, quando ho cominciato ad andare a parlare con persone come Elio Kraigero, che ormai purtroppo non ci sono più, ma ci sono ancora anziani che hanno molte cose da dire, molte cose da raccontare. E questo è proprio il bello del filò degli Infile, perché c'è sempre qualcosa che ti viene a toccare il cuore. Una di queste storie l'ho trovata in Carnia e comincia in una notte tranquilla d'inverno in cui la nuora esce dalla stalla e uscendo dalla stalla incontra
la suocera che le dice: allora com'è andato il parto è nato il vitellino, è tutto a posto? E sì, fa lei, è tutto il pomeriggio che sono lì con la mucca perché il parto è andato benissimo, però il vitellino non si attacca, non riesco a farlo poppare e sono piuttosto preoccupata, c'è qualcosa che non va perché sono sani e tutti e due, mi sembra veramente molto strano questo. E fa lei: chi è un trist voli, qui c'è il malocchio, c'è qualcosa che non va. Facciamo così, ci troviamo a mezzanotte e le stonfin la affumichiamo. La nuora già si è un po' preoccupata perché portare il fuoco in una stalla è sempre molto pericoloso, per cui ovviamente è rimasta un po' così interdetta, ma ovviamente non poteva certo contraddire la suocera, e quindi alla mezzanotte si ritrovano e la suocera aveva un grande contenitore, un bacile di ferro molto grosso, e aveva portato nel suo grembiule tanti rami, tante foglie, perché erano quelle del MAC di San Juan, ma non c'era solo quello, c'era anche ulivo benedetto, c'erano foglie di quercia che aveva raccolto, c'erano foglie di rosmarino, c'erano un sacco di cose. E insieme a questo poi c'era una parte del cero benedetto e c'era anche dell'olio, dell'acqua santa, comunque qualche cosa della chiesa che lei aveva chiesto. E quindi si sono trovate lì, hanno preparato questo bacile sotto la pancia della mucca e a un certo punto hanno dato fuoco a tutto questo e da sotto la pancia della mucca ha cominciato a salire un grande fumo bianco, un grosso fumo bianco, che ovviamente la bestia ha cominciato ad aver paura, a cercare di saltare, e quindi questa povera nuora che cercava di tenere la mucca per il collo, mentre la suocera continuava a ripetere, ripeteva una formula che però la nuora non riusciva a capire. Intanto cercava di tenere questa bestia, avevano aperto anche la finestra, il fumo usciva dalla finestra, proprio forte, bianco, usciva. Passa una mezz'oretta, sempre con la suocera che continuava a dire qualche cosa, e la nuora che cercava di calmare questa povera bestia che ormai aveva gli occhi grandi così, era tutta impaurita e terrorizzata. Finalmente il fuoco si calma e tutto torna tranquillo, tolgono questo braciere da sotto la pancia dell'animale, rimettono la lettiera e poi escono dalla stalla e la suocera dice: boh, stai tranquilla, vedrai che domani mattina sarà tutto a posto. La mattina dopo si incontrano di nuovo, però il vitellino non si attacca, non va a poppare il latte e non c'è niente da fare. Fa lei: no. Allora stanotte battiamo la catena. Allora a mezzanotte si ritrovano di nuovo e la suocera arriva con un bel bastone nodoso, era un bastone di Viburno. Allora tolgono la catena dal collo della mucca, la mettono per terra e la suocera, con tutta l'energia che aveva, comincia a battere questa catena col bastone di Viburno, e intanto mormorava sempre continuava a dire questa cosa che però la nuora non riusciva a capire, era lì che cercava di ascoltare ma non c'è niente da fare, continuava a battere, poi a un certo punto le passa il bastone e quindi anche la nuora comincia a battere la catena, ma ovviamente non sapeva cosa dire, quindi stava in silenzio, continuava a battere. Passano quei 20 minuti, quella mezz'oretta, finisce anche questo tormento, rimettono la catena alla mucca e la suocera dice: vedrai che domani mattina sarà tutto a posto. La nuora ormai non ci sperava più perché era convinta che il vitellino sarebbe sicuramente morto. Quindi la mattina dopo va nella stalla, ma il vitellino invece era bello pimpante, era attaccato che stava poppando tutto il latte che poteva, era diventato proprio bello tranquillo, era proprio una bestia che ormai era partita per bene ed era molto molto bella. E a questo punto torna fuori dalla stalla tutta contenta e incontra la suocera che le dice: attenta però, noi adesso la strega che aveva fatto il malocchio l'abbiamo colpita con quello che abbiamo fatto in queste 2 notti e oltretutto l'abbiamo riconosciuta, quindi lei sa di essere stata vista da noi e a questo punto l'unica cosa che potrà fare è quella di venire qui a portarti qualche cosa. Fa lei: va bene, se viene qui però sì, la mando via. Vedi tu, però vedrai che lei arriverà.
Neanche mezz'ora dopo arriva la vecchia Corinna che abitava 3 case più su, era tutta avvolta in uno scialle, ma si vedeva che era tutta bruciata in faccia, aveva delle ustioni piuttosto forti e si teneva una spalla tutta dolorante. E la nuora, che intanto però era veramente arrabbiata e quindi si era tenuto un bel mattarello dietro la schiena, le apre la porta e le dice: «Oh Corinna, come mai da queste parti?» E la Corinna fa: sono venuta a portarti delle uova perché so che magari per i tuoi piccoli possono essere utili. Sapeva benissimo che tanto in famiglia le galline c'erano e quindi le uova assolutamente non servivano. E come mai siete tutta così ustionata, tutta scottata e vi tenete la spalla? Niente, sai, è che ieri sera mi sono rovesciata il paiolo della polenta addosso e veramente mi sono rovinata sia per il calore dell'acqua perché era bollente e sia per il fatto che mi è venuto tutto addosso, mi sono preso una botta. A questo punto la nuora non ci ha visto più dalla rabbia e poi nel paese si è raccontato, perché questa cosa si è risaputa, perché c'era la Corinna che correva davanti in mezzo alle stoppie del campo e la nuora dietro che le dava giù col mattarello sulla schiena. Quello che è certo è che da quel momento la Corinna non ha più fatto male a nessuno. Tornando a casa, la nuora va dalla suocera e le ha detto: «Guarda, è successo questo, quindi adesso siamo tranquille, ma toglimi questa curiosità. Cosa mormoravi intanto che battevamo la catena e stonfavamo la mucca?» E sai, io in queste cose ci credo da una vita, però sicura poi non ero. Per cui dicevo: «Diaulibus, andaribus dalla cin di Baritussibus», cioè che il diavolo andasse dalla nuora dei Baritussio, che di mucche ne aveva 12, una più una meno, tanto danno non l'avrebbe fatto. Andrea, faccio la terza? Faccio ancora una? Chiudiamo questo primo set di racconti con una storia sempre ambientata in Carnia, in cui ci sono il Signore San Pietro, perché voi sapete che il Signore San Pietro giravano spesso per i nostri territori della Carnia e anche poi un po' dappertutto in Friuli, ma sembrava che la Carnia fosse particolarmente gradita e anche la zona qui delle Dolomiti era molto, molto gradita a loro. Infatti poi, se abbiamo tempo, c'è anche un'altra storia che riguarda proprio questa zona. E allora i nostri 2 viandanti stavano camminando, ormai era l'imbrunire, erano anche stanchi, per cui veramente proprio non sapevano più cosa fare, e per fortuna arrivano alle prime case di un paese e arrivando in paese vedono che sulla destra, un po' in basso, c'è una casa piuttosto mal ridotta, si vede che aveva gli scuri un po' storti, mal messi, aveva il comignolo che si vedeva che perdeva, le grondaie erano ancora peggio, la porta leggermente che sbatteva, mentre sulla sinistra, appena un po' più in alto, c'era una bellissima casa, di quella ben ristrutturata, ben fatta, ben messa, si vedeva, aveva la porta bella robusta, aveva le finestre con gli scuri, si vedeva che era messa a posto veramente bene. Allora il Signore dice a San Pietro: «Senti, vai a bussare lì sopra, che sicuramente hanno un po' di disponibilità di più per darci magari qualche cosa questa sera, per ospitarci un po' e magari farci dormire in qualche modo». Allora Pietro, tutto contento, sale, perché a Pietro piaceva mangiare bene. Allora tutto contento va su, sta per bussare, quando si apre lo spioncino e vede una faccia arrabbiatissima di una donna: «Via, dica, no, via, io non vi conosco, non so chi siete, come vi permettete di venire qui a quest'ora di notte, io non apro, via, basta», e richiude. Pietro torna indietro e dice: «Signor Utchi, non si cumine». Quindi proviamo lì sotto, e quindi vanno giù nella casetta che era lì, la porta era aperta, stava leggermente sbattendo, sentono una voce da dentro, dice: venite avanti, sono giù in cucina, venite giù». Arrivano giù in fondo e c'era una vecchietta che sulla stufa stava girando quel po' di minestra, che si vedeva che era l'unica cosa che aveva, era lì che girava la minestra, appena li vede arrivare prende 2 piatti, li aggiunge al suo, li mette lì sul tavolo, apparecchia per tutti e 3, li fa accomodare. E poi il Signore vede che mentre per loro 2 riempie il piatto proprio fino al colmo, per sé si prende appena un filino. Non dicono niente a nessuno, ringraziano, comunque intanto parlano, chiacchierano un po', loro raccontano un po' da dove vengono, cosa fanno, lei racconta un po' della sua vita, ormai anziana, eccetera. Viene quindi l'ora di andare a dormire
E il signore San Pietro dice, boh, noi ci accomodiamo qui, ci mettiamo sulla panca, insomma in qualche modo ci arrangiamo. No, fa lei. L'ospite in casa mia, in tutte le case del Friuli, è sacro. Quindi voi adesso andate su nel lettone, vi mettete su. Ho già messo giù il prete in fondo, voi sapete che si metteva lo scaldino, no? Che era chiamato il prete. Ho già messo su lo scaldino, per cui voi andate su nel lettone e io dormo qua. Ma no, perché ovviamente i due protestano. Sono ancora in forza, insomma, mentre lei è una donna anziana, non si discute. Vonde, adesso andate su e non c'è nessun problema. Ci vediamo domani mattina per la colazione. I due vanno su, si fanno una bella dormita. La mattina successiva, alle 6 di mattina, sono già in piedi, arrivano giù. Lei sta già scaldando quel po' di latte che ha e quel po' di pane, dà loro la colazione e quindi poi i due ringraziano e si incamminano. Quando sono su, alla fine della salita, il Signore si gira e le dice, guarda, brava donna, per ringraziarti della tua ospitalità, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati, la ripeterai per tutta la vita. E vai, per un po' di minestre, sumo, vai, mandi. E via che li saluta, lei torna dentro, non ci pensa neanche, va nel comò, nel cassetto a prendere quei pochi, aveva ancora tre soldini per andare a fare un po' di spesa perché aveva finito tutto ospitando i due che erano arrivati così all'improvviso. Quindi arriva lì, prende le 3 monete, ne trova altre 3 e via che poi è andata avanti così per tanti anni, che poi tutti questi soldi non li ha tenuti neanche solo per sé, perché ha aiutato tanta gente anche del paese, comunque tutti quelli che poteva. Quello che a noi interessa però è che la signora della casa di sopra ovviamente aveva intuito che c'era qualcosa di strano. Quando i due se ne sono andati, è andata a guardare dalla finestra, ha visto che contava questi soldi, ha capito tutto e si è fiondata sulla strada dietro i 2 viandanti che intanto erano già andati. Dopo un po' li ritrova e si mette lì in ginocchio, oh dovete scusarmi, io ieri sera avevo un mal di testa, stavo male, io sono sempre così ospitale, io aiuto tutti, io voglio bene a tutti, ma anche a voi, dovete scusarmi, è stato veramente un caso, ma è una cosa stranissima, io chiunque vedo lo invito sempre a casa, io sono buona con tutti, e via che va avanti per un quarto d'ora. San Pietro a un certo punto dà di comito al Signore, cioè vedi com'è pentita sta povera donna, sì fa lui, e intanto lei continuava ancora lì a piangere, finché finalmente strappa ai due la promessa che se fossero ripassati da quelle parti sarebbero andati direttamente ospiti a casa sua. Passa qualche settimana e i due, guarda caso, ripassano proprio da quel paese. Appena San Pietro vede la casa subito si fionda su per bussare, perché visto le promesse della donna si aspettava una cena di quelle veramente succulente. Non fa neanche in tempo a bussare che la porta si spalanca e si trova davanti una tavolona imbandita da qua fin laggiù in cui c'era veramente di tutto, ma dagli affettati alla polenta, alla pasta, tutto quello che potete pensare di buono, ecco, su quel tavolo c'era. C'era vino rosso, vino bianco, aghe pochie, ma vino ce n'era abbastanza e via che comunque hanno mangiato per tutta la sera ben contenti. E lei faceva comunque la brava donna che serviva a tutti e due, insomma, ben contenta. A un certo punto poi arriva la notte, quindi prima di andare a letto arriva anche un bel grappino, il Signore ovviamente non lo prende, ma San Pietro ne beve 2, e poi finalmente arriva il momento di andare a dormire, una camera da letto per ciascuno, e quindi vanno su e via che vanno in camera. La mattina successiva, di buon'ora, la vecchia si fionda giù perché dice, questi qua non vorrei mai che sparissero senza dare anche a me quello che ho visto che hanno dato alla mia vicina, e quindi alle 6 di mattina già si prepara giù e comincia a fare la spola dalla cucina alla porta, dalla porta alla cucina alla porta. Tanto aveva preparato la colazione, ma stava ben attenta che non scappassero, e quindi tutta la mattina l'ha passata così, perché i due fino alle 11:30 non hanno dato segni di vita. Finalmente si alzano a quell'ora e intanto la donna aveva aspettato e non si era mossa da lì, fanno una bella colazione per cui tutti belli contenti e via che parlano ancora un momentino, poi escono dalla porta e stanno per andarsene, lei fa, ma scusate, dimenticate niente, San Pieri? No, non mi sa me. Il Signore ovviamente si gira e dice, guarda, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati la ripeterai per tutta la vita. Lei tutta contenta torna dentro,
E qui le versioni sono due. Allora, la prima cosa che fa, perché ha paura che qualcuno la veda dalla finestra e capisca che comunque è piena di soldi, perché lei sarebbe andata subito a contare i soldi, allora va a chiudere le finestre del piano di sotto. Poi va su a chiudere le finestre del piano di sopra, ma intanto che chiude quelle di sopra si sono aperte quelle di sotto, e quindi va a chiudere quelle di sotto e torna su. E si dice che questa è la versione italiana, e si dice che stia ancora lì a fare la spola da un piano all'altro. La versione friulana, che insomma voi sapete noi siamo un po' più rustici, ci dice che le signore ormai già in Devant qui Heinz era anche un po' incontinente, e allora e ha passato tutte le mattine de cusina alle puarte, le puarte alle cusine, le cusine alle puarte. Le prime robe che ha fatto con i due sono le si è fiondate dal bagno e sa me che sei dentro lì.
un peccato che non potete ballare però, Chiediamo una deroga speciale al sindaco. Va bene.
in paradiso sappiamo bene che fra le tante attività che ci sono, perché comunque hanno sempre degli impegni, delle cose da fare, un po' tutte le anime, però hanno anche tanti momenti in cui sono più tranquilli, in cui possono chiacchierare un po', in cui ogni tanto magari si ritrovano alcuni, cominciano a parlare. E guarda caso quel giorno c'erano un po' di anime sante lì che parlavano con San Pietro e con Gesù Cristo e stavano parlando un po' di tutto, del più e del meno. E a un certo punto anche, chissà perché, il discorso passa su chi comanda sulla terra, chi è che fa, chi è che non fa e cosa succede. E a un certo punto San Pietro esce con una sparata e dice: sulla terra sicuramente comandano gli uomini. E Gesù Cristo dice: boh, secondo me sulla terra comandano le donne. E San Pietro subito comincia a inalberarsi e dire: ma io sono sicuro che comandano gli uomini, perché i grandi condottieri sono tutti uomini, i grandi scienziati sono tutti uomini, i grandi statisti sono tutti uomini. E comunque chi fa le cose, chi inventa e chi scopre i vari continenti, chi fa le cose più importanti sono sempre gli uomini. Boh, fa Gesù Cristo, secondo me dove c'è un uomo che comunque appare grande, dietro c'è sempre una grande donna che lo sostiene e che lo aiuta, quindi secondo me poi non è così. E Sante Sabide, che era lì d'ogni, fa: io sono sicuro che in Friul le femmine senza tant 50 sta lì a contare robi, sicuramente sanno molto organizzare gli stiasi se fa dal ben. Allora lì San Pietro veramente si arrabbia, dice: no, non è possibile. Gesù Cristo, o sing in paradiso, che insomma è un po' di calme. Anch'io penso che, come Sante Sabide, penso che le donne, soprattutto in Friuli, ma un po' dappertutto, siano quelle che hanno in mano un po' la gestione, e per fortuna, perché dove le cose vanno un po' meglio sono proprio loro che in qualche modo fanno e gestiscono. E per vedere se veramente sia così e per dimostrarlo anche a te, facciamo una scommessa, fa Gesù Cristo a San Pietro. Io adesso ti do dei cavalli che tu regalerai in tutte, adesso tu scenderai nel mondo, scenderai in Friuli, perché io voglio proprio vedere che cosa succede lì. Scendi in Friuli, io ti do dei cavalli e tu darai un cavallo in ogni famiglia in cui vedi comandare un uomo. Ti do delle galline e tu darai una gallina in ogni casa in cui vedi comandare una donna. Allora arriva lì il carro e sul carro c'era una montagna di gabbiette di galline, saranno state 300-400, forse anche di più. E invece a mano teneva 3 cavalli. E fa San Pietro: ma mi vuoi far vincere proprio di sicuro? Ma se vado giù così, dai, no, è troppo facile. No, fa Gesù Cristo, prove, vai giù. San Pietro a questo punto dice: dammi una mezz'oretta, un attimo che mi preparo, e va subito al telefono, perché aveva scommesso con Gesù Cristo che se avesse vinto lui avrebbe fatto una settimana interamente in Friuli e in Carnia a mangiare e a bere, perché qua lui diceva sempre che qua si mangiava e si beveva da Dio. Poi insomma qui stiamo un po' attenti. Quindi si mette lì al telefono, comincia a chiamare a Villa Santina, chiama Enemonzo, chiama Sauris, chiama anche qui a Tramonti, perché lui andava matto per la pitina, e poi ordina il vino giù nella zona sì, grazie. Sì. E comunque al prepare tutto par ben, tutta una settimana da fare di goduria, a mangiare e bere. A questo punto, dopo mezz'ora, lascia le chiavi a San Girolamo e fischiettando scende giù, è seduto sul carro, ha attaccato un cavallo dietro con una briglia lunga e i 2 cavalli li attaccati al carro, e via che scende, tutto tranquillo, scende giù in Friuli e comincia il suo giretto, comincia a fermarsi nelle varie fattorie, dai, e via una gallina, via 2 galline, via 3 galline, e via che vanno le galline, e via ancora galline, e via che va, e via che va, e via che va. Oh, le galline continuano a scendere, ma i 3 cavalli sono sempre lì. Comincia un po' ad insospettirsi San Pietro, quindi a stare un po' più attento. Prova ad andare in città, ancora peggio, quindi lascia subito la città e ricomincia a girare nelle fattorie, però resta un po' lontano, cerca di sentire le voci, cerca di capire se veramente non ci sia qualche uomo che comanda e che dirige le varie faccende.
finalmente ha una botta di fortuna e riesce a piazzare un cavallo, quindi restano 2 cavalli, ma le gabbie di galline ormai sono ridotte a una 50, quindi comincia a essere veramente preoccupato. Via che va, piano piano, sta attento, ma anche se stava tanto attento, ogni volta che si ferma, ogni volta che va a parlare, alla fine scopre che comunque la chiave dal camarin, le clave dal camarin le aveva sempre una femmina, che comunque chi gestiva la famiglia, chi gestiva le varie cose, stava facendo funzionare la casa, era una donna e quindi doveva sempre lasciare una gallina. A un certo punto si ritrova con 2 cavalli e una sola gabbietta di gallina sul carro, e allora gira lontano, sta lontano anche dalle fattorie, proprio ormai è disperato e quindi non sa più che cosa fare. A un certo punto sente da lontano una voce profonda di uomo che urla, che grida: vieni qua, fas di là, tira su, metti giù, va, gira, fa. Ora sta lì un quarto d'ora e sente che è sempre questa voce che comanda e che organizza tutto. Allora tutto contento arriva lì con i suoi 2 cavalli e col carro e con la gabbietta sopra, e parlano un po' e l'uomo dice: sì, sarà voi di dormire qui, insomma, tranquilli, di mangiare, vieni dentro, insomma, lo fa accomodare. E a un certo punto San Pietro, tutto contento, gli fa: senta, per poterla ringraziare di tutto questo, io vorrei farle scegliere il cavallo che più le piace fra questi 2 che ho, il Baio o questo bianco. Scelga lei quello che più le piace. A questo punto l'uomo si gira verso la casa: De Maria, ninca, che ti vieni a siegere il cavallo che non si regala chi stomp. Figurarsi il povero San Pietro. A questo punto riprende le briglie dei 2 cavalli, gli dice: no, hai cambiato idee, i lassi le galline, i lassi anche il chiarma, o voi via così, e si incammina verso il paradiso con i 2 cavalli e torna su. Ovviamente aveva perso la scommessa. Di tutto questo noi abbiamo avuto una certezza soltanto perché il giorno dopo sono arrivate le disdette a tutti i ristoranti, a tutti i posti in cui aveva prenotato sia il vino che le cene. Quindi abbiamo saputo che questa grande personalità, che sarebbe stata ospitata in Friuli per una settimana, invece aveva disdetto e quindi non era venuta. Nella bassa friulana, un po' dappertutto, ma nella bassa friulana c'era un paese in cui c'erano i giovani, almeno io mi ricordo con quel rifrut, ma penso vi ricordiate un po' tutti, soprattutto le persone che hanno una certa età, c'erano proprio le bande che andavano, non diciamo a rubare, ma diciamo a raccogliere la frutta nei vari orti, nei vari giardini, melus, perus, coculi, tutto quello che c'era, passavano, sgraffignavano, le ciliegie poi di Onusguardi, sì. Quindi diciamo che i pomeriggi erano piuttosto intensi. Fra queste persone c'erano due ragazzi quella volta che poi sono cresciuti e sono diventati anche uomini, che comunque hanno continuato in questa loro attività, per cui quando veniva la stagione delle mele loro si erano specializzati nelle mele, prendevano di mira un giardino e praticamente azzeravano tutte le mele degli alberi e se le portavano via. Erano proprio ormai specializzati in questo. E quella sera avevano raccolto 3 grossi sacchi di mele, solo che non erano tanto abili in matematica, per cui uno dice all'altro: senti, ma scegliamo un posto dove stare un po' tranquilli, ce le dividiamo con calma e poi andiamo ognuno per conto nostro a casa. E l'altro fa: sì, andiamo al cimitieri, tanti cimitieri non le mai nessuno, specialmente dopo di misdì, si mette lì al cimitieri e si scontina e via che sì, fa quell'altro, via dal cimitieri. Arrivano al cimitero, uno salta il muro e va dall'altra parte, l'altro sale su, prima gli passa un sacco, poi il secondo, poi il terzo, e mentre gli passa il terzo sacco, 2 mele belle rosse gli rotolano fuori e finiscono sull'erba. Quello da dentro però gli fa: sì, lascia lì, li stiamo in su dopo, tanto in cacchio, abbiamo tanto lavoro da fare. E si mettono proprio nell'angolo del muro del cimitero, dove sicuramente nessuna donnina, nessuna persona sarebbe passata lì a guardare, quindi si sono messi tranquilli e la loro matematica era proprio base, per cui hanno cominciato una mi e una T, una mi e una T, una mi e una T.
e sono andati avanti veramente per molto molto tempo, tant'è vero che a un certo punto all'imbrunire, come sapete, in tutti i paesi il sacrestano andava a chiudere quando scendeva il sole, andavano a chiudere le porte dei cimiteri. Arriva il sacrestano fischiettando in bicicletta, appoggia la bicicletta al muro e visto che i due erano proprio nell'angolo si sentiva rimbombare forte e lui da fuori sentiva due vocioni che facevano una a me e una a te, una a me e una a te. Quindi terrorizzato a questo punto il primo pensiero che gli è venuto è il Signore e il demoni si stanno dividendo i animis dal cimitieri, quindi terrore folle. Prende la bicicletta e via che pedala di corsa fino in Canonica. In Canonica arriva dal parroco che era lì che le stava leggendo il messale con gli occhialetti bassi sul naso, era lì che leggeva, entra sto uomo trafelato, tutto scarmigliato, era veramente stranito, si vedeva che era terrorizzato, il povero Beppi era anche un po' balbuziente. E allora comincia, sì, signor, pleva, tal sì, signor pleva, tal sì, sì, signor, Ovviamente il parroco non capiva assolutamente niente, solo vedeva che quest'uomo era stralunato, era terrorizzato e non capiva nulla. Dopo un quarto d'ora che continuava sì, il dedè, sì, e via che andava avanti così, Beppi, fermiti un momento, dimmi al chiantante. Nel scusatemi voi che avete una bella voce, nel cimitero ci sono il signore e il demonio che si dividono e via che gli ha contato tutto. A questo punto il parroco, che era una persona assennata, era una persona a modo, però preso anche lui dall'emozione, da questo racconto che comunque l'aveva coinvolto, prende la stola, prende l'acqua santa, prende la bicicletta e via anche lui che si fionda verso il cimitero. Tutti e due pedalando trafelati arrivano lì al muro e i due finalmente dopo ore e ore, una a me e una a te, una a me e una a te, avevano anche finito tutte le mele e via che però ormai stavano finendo le ultime e appena anche il parroco sente questi due vocioni, una a me e una a te, una a me e una a te, e comincia a benedire e via col Salmo 90 e via che comincia con tutte le benedizioni che poteva. A un certo punto però, avendo finito le mele, quelli dentro dicono sì, ma e che sdosla di fur? Ovviamente i due poveri lì fuori, pensando che fossero le loro anime e non le mele dimenticate, si sono fiondati in chiesa e hanno pregato per tutta la notte perché non sapevano chi dei due sarebbe andato di qua o di là. Facete buon tempo, chi tornasse colori parpà.
la
se lo contiamo. Bene, buonasera a tutti, anche da parte mia, Presidente dell'Associazione Musicale Gottardo Tomat. Un ringraziamento per essere stati qui con noi questa sera. Già hanno detto le persone che mi hanno preceduto il significato e l'importanza di questi eventi. Per quanto mi riguarda, volevo solo dire due parole sull'associazione musicale nostra. Una piccola associazione ma con un grande passato. Sappiamo che il coro Tomat negli anni, appunto un po' di anni fa, ha rappresentato la città del mosaico in tutto il mondo. Oggi i tempi sono un po' cambiati, non è più così facile, dovremmo fare un discorso un po' lungo, un po' complesso, c'è una sorta di frammentazione nelle proposte culturali, però ancora siamo molto impegnati sia con il coro che con la scuola di musica. Negli ultimi anni però ci siamo ritagliati un altro ruolo, quello di creare dei progetti importanti, progetti qualificati e qualificanti, e lo testimoniano le collaborazioni che siamo riusciti ad avere. Ne è un esempio proprio questa sera, il fatto di collaborare con l'Ecomuseo Lisaganis, collaborare con l'associazione Folk Giornale, Folkest, tra l'altro non l'ho citato, ma abbiamo anche la Tomat Band che già 3 anni che è in prima serata Folkest, mi pare, no Andrea? Ecco, quindi questo significa che le cose le sappiamo fare bene, ma certamente anche con l'aiuto e le collaborazioni, perché da soli oggi non si va molto lontani. Quindi cosa dire? Certamente da ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa serata e delle serate, qualcune le abbiamo già anche organizzate, ma ce ne saranno altre. E certamente anche gli sostenitori, i partner senza dubbio, sono già stati citati e ringraziati, ma proprio anche i sostenitori. In primis la Regione Friuli Venezia Giulia, che per il secondo anno consecutivo ci sostiene e ci permette di realizzare cose importanti. Friuli Ovest Banca anche ha partecipato, nonostante lo sappiamo i periodi difficili, hanno sempre, anche quest'anno, dedicato risorse importanti al cosiddetto terzo settore, quindi alla cultura e allo sport, e per cui, cosa dire, progetti da parte dell'Associazione Musicale Tomat, un progetto proprio autonomo, Mosaico di Voce, 13ª edizione, un progetto dell'Ecomuseo Lisaganis, che però si sono intersecati questa sera. Un ringraziamento poi particolare alla Beppa Casarin, ormai alla Tomat è di casa. Io non so, farei veramente un applauso perché è una grande motivatrice e credo... Ecco, stiamo uscendo, almeno sembrerebbe così, ce lo auguriamo tutti, da un periodo buio, più di un anno dove tanti di noi hanno sofferto, probabilmente abbiamo sofferto tutti, chi anche per la perdita di persone care. Un periodo che vorrei dire medievale quasi, un periodo oscuro.
Adesso ci aspetta forse un rinascimento e queste serate secondo me contribuiscono veramente a portarci su questa nuova strada di rinascita. Confidiamo che vi sia piaciuta questa proposta, ringrazio naturalmente non solo Beppa Casarin e il coro, ma ringrazio Andrea Del Favero e il suo collaboratore per le musiche, ringrazio Paron per le storie e ringrazio anch'io chi ci ha ospitato questa sera. Non conosco le persone e adesso c'è un'altra cosa, avrò modo di ringraziarli in altro momento, perché adesso se qualcuno mi porta, avevo un piccolo presente, ecco, grazie Chiara, la tuttofare, ecco, quindi è una grande collaboratrice dell'associazione Tomat, ecco, sì, se vuole venire anche Giampaolo qui con me, ecco, perfetto. Allora, per dire che non sono solo parole, quelle che ho citato poco fa, di quello che sappiamo fare alla Tomat, ho qui la registrazione del concerto che abbiamo fatto in occasione del 50° di fondazione del Coro Tomat, registrato in collaborazione con l'orchestra del Coro San Marco, con il quale ormai collaboriamo stabilmente, nel 2016, appunto il 50°, e chiamerei qui la Beppa Casarin perché avrei piacere di donarlo. Così non solo popolare, ma anche il classico, no? Avviciniamo. Beppa, grazie veramente per la tua collaborazione. Grazie. Ma non abbiamo chiuso con te con questa sera, no? Mi pare, no? Ecco, appunto. Noi abbiamo appena cominciato. Ah, appena cominciato, vi state scaldando, perfetto, benissimo. Grazie. Grazie. Ecco. Ecco, chiamerei anche qui il cantastorie, posso dire così? Ecco, Paron, ecco un presente anche a lei, sempre questo nostro CD. Ah, guardi là, signor, tranquillo, faccio prima io. E visto che si parla di collaborazioni, di rappresentanza del nostro paese all'estero, tutto quanto, chiamerei qui l'ingegner Piemonte, ecco, rappresentante, ecco, per questo piccolo presente. Ecco, vediamo, scusate, io ho le luci contro, ma non c'è più. Ingegner Piemonte non c'è più. Bene. Glielo faremo avere. E allora qui Andrea Del Favero, tu il nostro CD ce l'avrai avuto già 3-4 volte. A questo punto ne farei dono, mi scusi. Ecco, Glauco Cotonuti, esattamente, grazie. Grazie ancora. Prego. Ecco, mi aggiungo anch'io, così un pensiero per chi ci ha ospitato, chiedo a Loretta che venga fin qua, un piccolo pensiero da parte nostra, da parte dell'Ecomuseo e anche a nome di Alberto Grassetti dell'associazione Gottardo Tomat, un piccolo pensiero, insomma. È stato un piacere ospitarvi, grazie. Grazie signora, grazie mille. Dai, anche se ha la mano dopo. Bene. Cos'è? Adesso non so, il programma... All'ultima cosa, Uliris, ecco, appunto, ci siamo dimenticato di dirlo, poi vi aspettiamo tutti in proloco, quindi rifacciamo a piedi la strada per arrivare a Tramonti di Sotto, 1 chilometro e Chiapilu, e arriviamo là che c'è un rinfresco predisposto per tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a fare questa bella serata assieme. Bene. Il bis, adesso aspettiamo il bis, no? Ecco. La